intanto per il secondo quarto di finale tra Don Romeo e Yes Work Valli qui in postazione con Udino Baggio per assistere a questa sfida. Entrano le squadre in campo, Don Romeo in tenuta classica arancione, invece Yes Work Valli Bisto Boscolo, Pasolin Bozzato e l'altro Bisco Boscolo Luca con la maglia numero 26. Intanto è partita la sfida. È riuscito a migliorare anche grazie a un settore giovanile importante. Intanto proprio uno dei giovani che prova la ripartenza è esaurito. Se il buon Bonato mettesse anche il biglietto potrebbe diventare anche ricco. Intanto Don Romeo qui recupera il pallone, ma è bravo Schiavone a far ripartire con il 23 Spagna, pallone vivo, il palo Cesarotto, chiedo scusa. Ancora il numero 23, lo vediamo. Il pallone che resta lì, può uscire Don Romeo con la cavalcata di Schiavo che mette il pallone nella parte opposta e c'è il pallone, poi autorete sfortunata di Mattia Boscolo, il vantaggio del Don Romeo, un'azione velocissima, il palo a dire di no a capitana Albani. Bisto Bosco Luca, attenzione alla conclusione, premi da Cesarotto che può fare partire l'azione di suoi, ma sono già in quadro in fase difensiva, ci prova lo stesso ad abbassare la testa, poi il tiro ad aprire. Attenzione alla conclusione, Cesarotto forse l'ha segnato, attenzione al contropiede, ottimo per Schiavo, la parata di Bullo e poi delle prime classificate degli ottavi di finale che hanno poi decretato, attenzione bella la palla con l'azione che porta partenza del Don Romeo con Schiavo che apre sulla destra per Chaid la puntata ma trova un bullo posta con un possibile 3 contro 2, Zacuni per Schiavoni, in mezzo ancora Cesarogno che è rientrato in campo tra l'altro. Era il numero 26, sì, nell'azione prima, attenzione a di segnare. Capitan Bozzato, palla lunga, guarda il diretto avversario, si accentra, viene fermato senza fallo, Zacuni un 3 contro 2, attenzione al Valli, ma Cesarotto Bozzato a rimettere in gioco il pallone, il Demarigio, ma manca ancora tanto. Intanto palla di Cesarotto tenuta in campo dal numero 25 che poi va a calciare in attiva con la formazione di mister Marco Dorio, lo scambio per Zacuni Che si scarica e viene servito, trovato libero al limite dell'area. Attenzione a Tamburini, il palo e la palla che resta lì, poi sul ordine un Don Romeo che in caso di passaggio del turno recupererà anche il gol. Attenzione al tiro, attenzione ad Albani che apre a destra per Schiavo fermato però dall'ottimo intervento, Schiavo, la risposta di Bullo c'è dietro per Capitan Albani che fa giro palla verso Schiavo, posizione pivot, il tiro e la para, lancio lungo di Cesarotto per Schiavo che fa girare palla verso Pallin, fermato il tiro, intanto tiro però direttamente sul corpo di Zacuni a far ripartire il contropiede di suoi, palla proprio per Zacuni, la giocata dietro per Luca Bisto Boscolo, il tiro. Bisto Boscolo, Luca e Zacuni, andare al tiro. Bozzato fermato in laterale dal collega capitano, palla ancora in mezzo per Schiavon, Bisto Boscolo, il pareggio mancino di Luca Bisto Boscolo, era nell'aria il gol, è arrivato con merito al minuto 17, fanno festa anche qui in tribuna, lo meritava, ne ha provato 3 volte, anche il pubblico si scalda e comunque un grande gol, attenzione alla ripartenza ancora della formazione Piogiotta e Yes Work Valli. Veneto Futsal TV sempre pronto, attenzione però al Valli ancora lì con Cesarotto che ci mette la super squadra, super lavoro per Veneto Futsal TV con Rappiot, attenzione al tiro, gol, il vantaggio di Claudio Bisto Boscolo, fanno tutto i due gemelli, tutta la panca che va in campo, minuto 23, il vantaggio, prima segnato lui, accelerare la sua azione, attenzione palla dentro per Chaid, la risposta di Bullo, intanto Boscolo, numero 8 del Valli, palla per il numero 26 che va a trovare anche. Il pubblico del Valli spinge i propri ragazzi. Attenzione al tiro che ha dato solo l'illusione, è corner, ma è finita, non c'è più tempo, c'è il Valli che ancora una volta va in semifinale, sguardi bassi per il Don Romeo,
il Valli si conferma una squadra da tenere, Squadra da Coppa. squadra da Coppa.